Cari telespettatori, rieccoci insieme. Allora, è doveroso parlare del settore agricolo a livello regionale, di quello che sta succedendo, stimolati naturalmente tanto anche da voi, dalle vostre mail, noi le leggiamo, naturalmente ci danno lo spunto anche per approfondire certi temi, ma anche perché su tutti i giornali è emergenza agricoltura, lo sappiamo, è un dato di fatto, legata non solo a fattori meteorologici, non piove, fattori internazionali, questo stato di crisi globale in cui stiamo attraversando e poi non da ultimo naturalmente la situazione in Ucraina con la Russia. Allora, per affrontare tutto questo e vedere quali ripercussioni a cascata ci sono su di noi, sul nostro settore agricolo, che ricordiamo è un settore fondamentale, adesso lo capiremo ancora meglio, parliamo con Maurizio Antonini, ben ritornato, direttore della CIA del Veneto. Grazie direttore, sei qua con noi. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, lo si dice per tutti i settori, anche qui, tempesta perfetta, peggio non poteva andare, pare incredibile. Allora, da dove incominciamo? Io comincerei ma ci faccia un po' un quadro generale, dopo entriamo nello specifico di quelli che ci hanno scritto. Beh, guardi, oggi la situazione è una situazione di difficoltà per non mettere altri eufemismi ancora più peggiori. La situazione agricola riveste un settore primario importantissimo, oggi in grossissime difficoltà caratterizzate da una grossa speculazione che si fa dei prodotti, dai grandi elevati costi di produzione che le nostre aziende stanno subendo e dalla non valorizzazione dei nostri prodotti delle nostre aziende. E tutto questo si trasforma nel fatto che oggi molte aziende sono dubbiose nel fare le semine per le produzioni. Che è di una gravità assoluta. Molte aziende zootecniche oggi anticipano la macellazione dei propri capi perché non hanno mangime garantito per le prossime settimane e quindi vede una situazione di difficoltà enorme. Per poi vedere anche le speculazioni che si stanno facendo sui vari prodotti agricoli. E quindi ecco, questo della speculazione non va preso tanto sotto gamba perché è di una gravità inaudita, soprattutto in questo periodo, perché l'aumento dei prezzi, stiamo parlando dei mangimi per esempio, non è di adesso, è incominciato un po' di tempo fa, l'avevamo già detto. Quindi vuol dire che qualcosa... Sì, certo, poi qui si innesca anche una politica agricola che ha bisogno di capire cosa bisogna fare. Adesso ci siamo accorti che il settore agricolo è il settore della produzione in primis. Prima invece tutta la politica agricola era incentrata sull'ambiente e sulla tipicità dei nostri prodotti. Ecco, su questo dobbiamo capirci bene, oggi abbiamo necessità di produrre, quindi oggi vi è la necessità anche che la politica agricola comune diano la possibilità alle nostre aziende agricole di produrre e di coltivare su quei terreni che la politica agricola ci aveva messo in parte con le EFA e con il set aside. Che vuol dire che un'azienda che supera i 10 ettari di terreno ha l'obbligo di mantenere a riposo un quantitativo di terreno per una questione ambientale. Ecco, tutto quanto questo vuol dire mettere in campo 9 milioni di ettari a livello europeo e 200.000 ettari a livello nazionale. Però, vede, se queste decisioni non vengono fatte immediatamente, subito, le nostre aziende devono restare con queste regole. Ma non si era arrivato a un accordo tale per cui il governo aveva detto si può derogare a questo principio di alternanza culturale? Ma guardi, no? Sì, d'accordo sulle parole, ma poi dobbiamo avere i fatti perché poi le aziende hanno necessità oggi di capire cosa devono seminare sui nostri terreni. Altri 3 esempi, ma solo per capire di cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda il mais, che è veramente un problema che oggi le nostre aziende hanno e che oggi le nostre aziende hanno necessità di coltivare perché poi per dare l'alimentazione al nostro bestiame. Il mais abbiamo avuto una grossa riduzione a livello mondiale, ma il motivo non è stato la guerra dell'Ucraina, il motivo è stato il fatto che in Cina
prima erano sospesi tutti gli allevamenti suinicoli per la peste suina, nel 2021 si sono aperte tutte quante le produzioni suinicole in Cina e quindi si sono accaparate tutte le produzioni di mais e per questo il mais in quest'ultimo anno ha avuto un aumento pari al 50% rispetto all'anno scorso. Quindi la Cina si è presa tutto praticamente? La Cina si è preso gran parte della produzione. Per quanto riguarda il grano duro, anche qua, anche qui abbiamo subito un problema legato all'ambiente, cioè il più grosso produttore di grano duro, che è il Canada, nel 2021 per effetto climatico ha ridotto del 60% la propria produzione. È chiaro che quindi nel momento in cui c'è una riduzione di questi paesi importanti che danno poi grano duro anche a noi, diventa un problema della questione del prezzo. Però anche su questo del grano duro noi siamo anche produttori di grano duro e quindi se liberiamo i terreni e su quei terreni seminiamo il mais e seminiamo anche e soprattutto il grano duro e l'orzo, io penso che diamo una prima risposta concreta alle aziende agricole e al settore completo. Perché allora, anche per spiegare ai non addetti ai lavori, il grano duro e il grano tenero, produzione di farine, quindi alimentazione. Il grano duro serve soprattutto per la pasta, ma le nostre aziende utilizzano gran parte, il 100% grano duro italiano. Chiaro, e quindi questa è una produzione. Invece il mais serve soprattutto come mangime per gli animali. Assolutamente. E dopo, vabbè, anche il discorso anche degli per farine, anche per farine ed altro. Certo. Farine e olio il mais, l'orzo e il grano tenero serve per i mangime che hanno avuto aumenti anche dell'80% rispetto all'importo degli anni precedenti. E quindi questo è un capitolo importantissimo. Qua, dati alla mano, abbiamo 10.000 circa imprese venete nel settore dell'allevamento. È così? Sì, abbiamo circa 6.500 aziende per quanto riguarda il settore della zootecnia da carne, di cui 1.500 aziende che superano i 100 capi. Mentre 3.500 sono le aziende da vacca e da latte, di cui 1.300 che superano i 50 capi, quindi aziende importanti che utilizzano la materia prima in maniera importante. Poi che si alimentano con questi prodotti ci sono anche i suini in certe zone, certo. Anche Padova ha dei primati importanti come produzione suinicola e anche il veronese, se non erro. Assolutamente, la produzione suinicola è una produzione molto importante, noi siamo i primi esportatori anche di prosciutto e quindi noi produciamo le cosce, produciamo i maiali per il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele e quindi i nostri allevamenti devono utilizzare tra l'altro prodotti di qualità, perché poi a questo punto qualche nostro politico aveva paramentato l'idea di fare l'importazione del mais OGM, ma non esiste perché noi abbiamo i nostri disciplinari che ci vincolano nel rispetto all'alimentazione del bestiame e quindi in questo caso anche dei suini che noi diamo e quindi il nostro mais non deve essere OGM ma deve essere mais normale. Quindi per questo abbiamo necessità della nostra produzione e quindi di liberare anche questi terreni per quanto riguarda le produzioni. Per cui se si liberassero questi terreni si supera il problema del discorso del mais OGM. Beh, guardi, diamo una prima risposta a questo. Diamo una prima risposta. L'altra risposta che noi dobbiamo dare ai nostri agricoltori è il fatto che deve essere garantito il prezzo, perché oggi il costo per fare il mais è un costo assolutamente alto, sia per quanto riguarda la parte energetica che è aumentata quasi dell'80%, ma soprattutto per quanto riguarda i concimi azotati e i nitrati, che sono concimi essenziali per la coltura del mais, ma sono quei concimi che oggi hanno avuto aumenti anche del 200% del valore del prezzo. E quindi qua E questo perché? Questa è un'altra speculazione? Questo è dato del fatto anche della guerra in Ucraina, perché soprattutto questi prodotti vengono fatti nei paesi dell'est e quindi il costo anche dell'energia implica un aumento di costo. E quindi anche per questo noi come Confederazione CIA Agricoltori Italiani chiediamo al governo di intervenire con anche delle polizze assicurative tramite l'ISMEA per garantire un equo prezzo ai nostri agricoltori che vogliono seminare il mais. Ecco, queste sono risposte concrete ed immediate che noi dobbiamo dare alle nostre aziende agricole.
Quindi è una questione che deve essere affrontata a livello nazionale, perché nelle pagine anche dei quotidiani nazionali di questo proprio non si parla, anche se voi avete avuto un consiglio direttivo nazionale i giorni scorsi, proprio recentissimo. Sì, ma guardi, la parte che riguarda il nazionale, quindi il Ministero, è importante sollecitarlo su questo. Dall'altra parte dobbiamo sollecitare anche la modifica delle norme comunitarie. Quindi, come lei ben vede, la questione è molto complessa, ma anche molto semplice nei propri attività per capire chi fa cosa. Quindi sia il governo e sia la comunità devono intervenire immediatamente per cercare di trovare una soluzione immediata a questa situazione di gravità che le nostre aziende agricole subiscono. I tempi poi burocratici quali sarebbero? Beh, le risposte le si deve dare subito alle nostre aziende, quindi tempo 10, 15, 20 giorni al massimo noi dobbiamo avere questo tipo di risposte, perché le nostre aziende devono sapere cosa devono fare, perché a questa situazione, ripeto, molte aziende sono dubbiose nel seminare il mais a questi costi di produzione che il mais comporta. Sì, ma se le nostre aziende non seminano mais, di che cosa viviamo? Quello è il problema. Ci accorgiamo oggi che l'agricoltura è un ruolo determinante dove dare la possibilità alle aziende di produrre ma ai cittadini di consumare. Penso che il cibo sia l'elemento importante e quindi per questo motivo dobbiamo ancora di più valorizzare il settore agricolo, dobbiamo valorizzare i nostri agricoltori e dobbiamo valorizzare il nostro territorio. E se ci fosse invece la volontà di farlo venire dall'estero? Sicuramente oggi alcuni paesi dell'est hanno in qualche maniera diminuito le esportazioni, non si capisce il motivo. Anche in questo caso si deve intervenire a livello comunitario perché questo non è giustificabile. Cioè, oggi non è giustificabile che alcuni paesi come la Bosnia, come anche la Cecoslovacchia, come altri paesi che producono, anche l'Ungheria sì, producono mais e materie prime, hanno bloccato le esportazioni per una valutazione loro interna. Questo non è concepibile, quindi la comunità in questo caso deve intervenire. Cioè fai parte dell'Unione Europea, devi stare a certe condizioni. Assolutamente. In caso, ecco, questo è chiaro. Allora, torniamo su questi temi, pubblicità pochi secondi.